cantame su una musino e portamo alle grizze da ballo che pizza. E mo cantame su una mussu canto che sono l'unoscio e l'unoscio soltanto. Quello che canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo. Quello che canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo. Cantame su una medaglia per tutte le mani. Quello che canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo. E bentrovati a Cantiamo e Suoniamo anche oggi da Dissonanze ovviamente, anzi precisamente nella drum boot particolarissima, addirittura con il muro in pietra fonoassorbente ovviamente. Oggi andremo a conoscere i Marasà, un'altra realtà della musica ovviamente etnopopolare che vi vogliamo far conoscere, che già conoscerete ma che andremo ad approfondire. Venite insieme a noi. Tutta la notte mu canto canzoni e la più bella la vorrei. Siamo insieme ai Marasà, quindi bentrovati qui da Dissonanze e sulla C ovviamente. Salve. Dunque, sono insieme a Mimmo e Peppuccio. Peppuccio e Mimmo sono ormai compagni d'avventura dal 2002, quindi quasi 15 anni. Più o meno, sì. E avete esordito con l'ultimo lavoro che è Arsura. Ci volete raccontare un po' di questo ultimo progetto? Sì, di Arsura risale al 2012, è un lavoro che è un po' diverso rispetto agli altri due dischi precedenti, perché insomma abbiamo cercato di scrivere, siccome che avevamo già scritto qualche cosa in passato e quindi abbiamo cercato di essere un po' più cantautorali. Insomma, in quest'ultimo disco ci sono dei brani scritti da noi, non soltanto dei brani della tradizione della ricerca in cui noi abbiamo fatto molto affidamento negli anni passati, che continuiamo ancora a fare, e quindi in quest'ultimo brano ci sono dei dischi che fanno parte sia della tradizione poetico-musicale calabrese e sia dei brani scritti totalmente da noi. Quindi. Uno dei due brani che ci fate ascoltare in studio qual è? Ecco, su questo Peppuccio può dire qualcosa, magari parliamo di, ecco, perché è un brano tradizionale e l'altro brano è nostro, anche se il testo è tradizionale. Allora io vi parlo di quello tradizionale perché ci tengo in particolar modo. È un brano che insomma proviene dal Cosentino, quindi dall'area da cui io provengo, e fa parte insomma da una ricerca fatta nell'area del Pollino, ed è un pezzo che veniva suonato a questo strumento che si chiama cupi cupi, poi a secondo delle zone della Calabria può prendere terminologie diverse. Che strumento è il cupi cupi? In italiano lo possiamo definire tamburo a frizione. Pure erotico melodico. Erotico melodico. E niente, sarebbe anche detto zuku? Anche il zuku, sì, bravo, okay, sì. Ecco perché ti dicevo, nelle varie zone della Calabria poi prende terminologie diverse, però diciamo in italiano è il tamburo a frizione, e questa qua fa parte di una ricerca. Anche, scusami se mi permetti, alla caccavella, famosa caccavella. Sì, cioè. Sì, praticamente questo fusto con sopra una pelle e una canna che va frizionata. Certo. E questo qua è un brano tipicamente dell'area del Pollino, questo brano che l'abbiamo proprio chiamato Cupi Mio, anche poi nelle varie zone del Pollino si chiama diversamente, però è un brano dove di Questua, dove diciamo la persona nel periodo carnevalesco, no, che si fanno i canti per andare a chiedere il cibo, e allora vi faremo sentire questo qua, che è un brano prettamente tradizionale, anche se è stato rivisitato dai Marasà, come tutti i brani dei Marasà. Un Cupi Mio si chiama il Cupi Mio, sì, e ve la facciamo ascoltare. Lo cope meo è malato e non sa ciò che malattia tena.
fanno mangiare. Sentivo poi da Millo che tanto picca, da Millo da Code fino all'Iricchia, da Millo da Code fino all'Iricchia. Che miracolo che ha fatto Santo Roca, solo gente la maglia non si cieca, un pesce intero mare non si annega, la femmina sotto all'uomo non si crepa. Che miracolo che ha fatto Santo Roca, solo gente la maglia non si cieca, un pesce intero mare non si annega, la femmina sotto all'uomo non si crepa. Da Samustara non è cosa saggia. E dopo Cupi Mio rientriamo ancora insieme a Peppuccio e Mimmo che ci raccontano un po' le esperienze di questo gruppo, di questo insomma insieme di emozioni che vi caratterizza, vi porta avanti da diversi anni. Quindi avete partecipato anche a diversi festival, raccontateci un po' anche della Sì. carriera dei Marasà. Ecco, aneddoti durante i percorsi. Vabbè, aneddoti lasciamo stare perché Ecco. ce ne sarebbero. Non basterebbe un mese di intervista H24 giorno e notte. Certo, certo. No, abbiamo, vabbè, a parte la discografia, ma abbiamo fatto anche tantissimi festival in Calabria, quasi tutti. Siamo stati anche all'estero, un festival importantissimo che si chiama Museum Superfest di Francoforte, dove è un festival che organizzava all'epoca Peter Gabriel. Abbiamo avuto questo onore, questo privilegio di suonare in questo scenario magnifico. Poi siamo stati a uno dei festival, forse uno dei festival più importanti d'Europa, che è il Folkfest nel 2006, e quindi insomma dove ci ha dato molte soddisfazioni, insomma siamo stati abbiamo portato la nostra musica anche fuori confini, non solo calabresi ma anche italiani, è una cosa importante. Certo, certo. E poi insomma ci sono anche dei progetti futuri su cui stiamo lavorando per cercare di espatriare anche noi, facciamo questa immigrazione fuori dai confini del territorio nazionale. Siete social anche voi? Ve lo chiedo così lo diciamo ai nostri amici, in modo, nel senso che avete la pagina Facebook piuttosto che altri mezzi per potersi tenere in contatto con i vostri fan. C'è il nostro sito che è www.marasa.eu. Sì. E poi c'è la nostra pagina Facebook che è sempre Marasa Marasà, ovviamente, sì, Marasà, sì, S certo. con la A poi accentuata. Sì, Ok, certo, per non sbagliare. sì, sì. Perfetto. A proposito di Marasà, un'ultima domandina veloce ve la vorrei fare. Questo nome? Ecco, questo è un aneddoto da raccontare, perché è successo che noi dovevamo suonare, facevamo già delle cose in giro, eravamo così proprio era un embrione il gruppo. E qualcuno ci aveva sentito, ci avevano chiamato, questo è successo nel 2001, non mi ricordo, ci hanno chiamati per suonare in questa piazza, non dico il nome, allora a un certo punto ci fa questo qua, dice: come vi chiamate? Insomma, non mi veniva fuori niente, insomma, e mi è venuto fuori questo Marasà, perché Marasà era un posto dove noi ci ritrovavamo sempre ad andare a suonare a Guardavalle con questi amici che ci invitavano a mangiare, a fare queste belle mangiate e suonate anche, certo, con anziani, insomma, come raccontano anche i testi delle vostre canzoni, certo, quindi anche certo, questo è riportato, certo, no? E poi da lì è rimasto. Era un posto dove ci si andava a divertire, insomma. Sì, molto. Vabbè, grazie allora per avercelo Grazie raccontato. Un altro brano dei Marasà adesso, che è invece Levante, per voi.
e la più bella la vorrei cantare sotto la luna in telo tuoi barconi. Oggi tiranno i luci della mattina, lo sai stu cori meo sembra di brama, mi detti vederti mi sa parola, non fare più stu cori peniara. Tu sei lontana e non mi puoi vedere, fatti la finestra allo levanti, si fina vento sulli me sospiri, si senti caldo e lume fuoco ardenti, si l'acqua di lumari di nasciri, sulli lacrime me fiumi correnti, si senti in una voce all'aria ieri, questa canzone mia chi non la senti. Affaccia alla finestra, muti viglio, capella muri toi che avanti staio, se la promessa tua venisse meno, esperto per il mondo mi indavaio. Tu sei lontana e non mi puoi vedere, fatti la finestra allo levanti, si mina vento sulli me sospiri, si senti caldo e lume fuoco ardenti, si l'acqua di lumari di nasciri, sulli lacrime miei fiumi correnti, si senti in una voce all'aria ieri, e sta canzone mia chi non la senti. Tu sei lontana e non mi puoi vedere, fatti la finestra allo levanti, se mina vento sulli me sospiri, si senti caldo e lume fuoco ardenti, si l'acqua di lumari di nasciri, sulli lacrime miei fiumi correnti, si senti in una voce all'aria ieri, questa canzone mia chi non la senti. Un cielo leva la guagliona mia, musiro ventello pettano ornato, musiro coda bella morifia, ora che avanti
Marasà e tutto voleva anche dire la tarantella, perché come iniziano a cantare è proprio un essere trascinato a ballare a tutti i costi, e quindi queste serate erano più erano partecipate con la gente che cantava, che li seguiva, che ballava, e più erano una cosa proprio che rimaneva nel cuore. Arzirami curcai con no pensieri, all'indomana chi potissa fare, potissa fare la. C'è un sito marasà.eu sul quale continuiamo ad aggiornare i vari brani del gruppo. Che cosa vi posso dire? Che stiamo organizzando una tournée a livello europeo, puntiamo per quest'anno sulla Svizzera, la Germania, Francia, vediamo un po' che cosa ne uscirà, e ovviamente l'obiettivo è quello di portare la cultura calabrese all'estero. Mesteri d'oro, e come a luce di la menzognara, Luciano Iornella scuro teggio. Giusti pensieri, sto ossessioni, stringimi forte e porgiami le mani. Anche oggi Cantiamo e Suoniamo si conclude qui, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e perché no, se vi va seguite anche le nostre repliche. A presto! Su pano scoglio mi vorrei conzari, tutta la notte mu canto canzoni e